stato un ESMO estremamente interessante per i tumori ginecologici. Per il tumore della cervice uterina abbiamo avuto il primo studio dopo 25 anni che dimostra che quando si combina l'immunoterapia alla radiochemioterapia aumentiamo la sopravvivenza, non solo il tempo alla recidiva, ma proprio la sopravvivenza nelle pazienti con il tumore della cervice localmente avanzato, che normalmente facevano la radiochemioterapia e oggi faranno radiochemio più immunoterapia. Ma abbiamo avuto anche dati interessanti sui tumori dell'endometrio. Abbiamo dimostrato che quando combiniamo l'immunoterapia nelle pazienti con tumore dell'endometrio avanzato dopo l'intervento chirurgico siamo in grado di ridurre di circa il 70% il rischio che arrivi una recidiva di malattia. E abbiamo visto anche dati interessanti nel tumore dell'ovaio. Sono stati presentati i risultati dello studio con il PARP inibitore che, somministrato nel setting di mantenimento delle pazienti con un tumore ovarico, a lunga distanza riporta 72 mesi di sopravvivenza. 72 mesi mediani di sopravvivenza sono circa 6 anni di sopravvivenza, a dimostrazione del fatto che, anche se alcune volte non lo percepiamo, ma tanta fatica, miglioramento della chirurgia, nuovi farmaci e nuovi studi clinici oggi hanno portato mediamente una paziente con un tumore dell'ovaio a vivere circa 6 anni, ed è una cosa che quando ho cominciato a studiare io era impensabile, perché la sopravvivenza a 5 anni solo 15 anni fa era 35%. Tantissimi risultati, anche qualche delusione. Registriamo l'ennesimo studio negativo con l'immunoterapia nei tumori ovarici. Credo che davvero non ci sia spazio per continuare a utilizzare l'immunoterapia nel tumore ovarico. Dobbiamo cercare altri target e altri farmaci.